Robot negli ospedali, nelle fabbriche e nelle nostre case. Cresce la carica degli umanoidi sul nostro pianeta e non è più solo fatta da automi al servizio meccanico dell'uomo, quanto piuttosto da macchine sempre più intelligenti e, presto, dotate anche di quel barlume di coscienza propria che ne cambierà il rapporto e la relazione con gli umani in carne ed ossa. È questa la direzione che sta prendendo la robotica, una nuova scienza che riunisce dalla meccanica all'informatica, dall'automazione all'intelligenza artificiale, passando per la fisiologia, la fisica, la linguistica, la psicologia, il disegno industriale, la matematica e l'elettronica, e ora approdata anche alla filosofia per i risvolti etici e morali dell'uso dei robot. A discutere di dove sta andando la carica degli umanoidi che popola il nostro pianeta e di come si sta evolvendo la scienza che studia e produce i robot del XXI secolo sono stati un team di super esperti a Roma nel corso di un simposio internazionale organizzato dall'Accademia dei Lincei in collaborazione con la Scuola di Robotica, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, l'Università Federico II di Napoli, l'Università La Sapienza di Roma e il Consiglio Nazionale delle Ricerche.